Sindaco, finita la campagna elettorale, adesso si parla di un buco nel bilancio di 14 milioni di euro, è così? Assolutamente no, la vicenda è assolutamente rientrata, si tratta sempre dei problemi su un piano finanziario che abbiamo sempre tenuto e teniamo sotto controllo rispetto ai rapporti con la Togesa, quindi con l'agenzia che si occupa del sistema dei rifiuti, ma è una vicenda sulla quale da anni ci occupiamo, per la quale ci sono sempre verifiche e controlli, l'eccessiva solerzia di un dirigente che poi è dovuto tornare indietro sui suoi passi, dettato dal clima che viene creato ad arte, perché poi alla fine i dirigenti basta che si mettano le carte a posto su un piano formale, poi ecco, non guardano anche agli effetti degli atti che compiono e mettono in essere. È chiaro che questa vicenda mette in luce anche quello che sia il ruolo di dirigenti che non hanno rapporti con la città, con i cittadini, con i servizi. La legge gli consente, ecco, gli consente di avere ruoli pieni nella gestione, ma rispetto ai quali occorre una presa di posizione da parte della politica nel andare a perimetrare il ruolo che hanno, perché diversamente non si può, ecco, affidare il governo ai cosiddetti tecnici che solamente per mettersi le carte a posto poi fanno danni e danni seri alla città. Questa è una vicenda che non può passare, diciamo, sotto silenzio, ma è la vicenda che mette in luce quello che oggi è il ruolo dei dirigenti dentro gli uffici, dove a rispondere su un piano politico è il sindaco con il consiglio comunale su un piano politico, su un piano poi gestionale sono i dirigenti che non hanno rapporti con la città, con i cittadini, gli sembra di essere anche dei padri eterni, ma rispetto ai quali metteremo in atto tutti i sistemi anche di natura di controllo, di gestione, di verifica, di valutazione degli atti che pongono in essere, perché non è possibile che una vicenda di questo genere soprattutto vadano ad assumere ruoli che non gli competono. Per quanto riguarda l'IMU, lei aveva parlato di disobbedienza civile, ma adesso i nodi vengono al pettine, insomma, si dovrà pagare. Non intendiamo andare a mettere una aliquota aggiuntiva che va a caricare diciamo, maggiormente la pressione fiscale nei confronti dei cittadini, quindi da un lato stiamo rispettando la legge nel senso dei termini previsti dalla legge per l'applicazione di una norma dello Stato. Dall'altro lato stiamo continuando a fare una battaglia sui tavoli del governo nazionale con tutta l'associazione dei comuni, perché questa vicenda vada affrontata, risolta e soprattutto si tenga conto di quello che oggi è il ruolo dei comuni, e soprattutto non si può andare sempre a manifestare e continuare una pressione fiscale nei confronti dei cittadini da un lato e dall'altro lato continuare con i privilegi e gli sprechi.